Carissimi telespettatori, rieccoci insieme. Come ogni venerdì siamo supportati dallo CGIL del Veneto e come ogni venerdì ci dedichiamo alle persone anziane, ai pensionati e pensionandi, a chi poi naturalmente auspica, come dite voi nei vostri messaggi, poi di in pensione andarci e diventare tale. Questa volta i temi sono molto interessanti e, come avevamo preannunciato anche la settimana scorsa, dedicheremo un capitolo significativo alle tantissime tipologie di truffe di cui gli anziani sono vittime privilegiate purtroppo, e quindi le cautele da adottare. Ponete particolare attenzione perché chi è più anziano ha bisogno anche di compagnia, di confronto, è più aperto, più disponibile e molti ne approfittano di questa situazione. Ma visto che con noi in studio abbiamo Elena Di Gregorio, segretaria regionale generale CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E approfitteremo anche per fare un quadro generale della situazione che riguarda i pensionati, per così vedere un po' la situazione sociosanitaria e non soltanto, perché quando parliamo di persone che si trovano in difficoltà, soprattutto magari con pensioni basse, vedremo che cosa il sindacato sta cercando di fare, cosa auspica di poter ottenere. E invece con Fabio Malaspina, segretario generale SILP CGIL Veneto, sindacato di polizia, insomma, certo, per intenderci, sì, faremo il quadro relativo alle truffe e quant'altro, i reati che ci sono, e quindi sarà un capitolo molto caldo. Allora, segretario, vediamo un po' di capire, anno nuovo, anno nuovo, problemi vecchi, verrebbe da dire. Esatto. È una situazione molto complicata quella del nostro paese. Noi abbiamo una crescita dell'ingiustizia. Una crescita dell'ingiustizia sociale, ce lo dicono anche i dati, anche recentemente i dati economici. Le persone ricche diventano sempre più ricche e le persone più povere diventano sempre più povere. È un paese che si sta impoverendo, e questo colpisce in particolar modo anche la fascia delle persone anziane. E non stiamo parlando di una parte residuale, quindi c'è il tema che abbiamo denunciato forte anche qui in Veneto delle pensioni povere. 7 pensionati su 10 in Veneto percepiscono meno di 1.000 euro al mese, quindi c'è un tema di come sopravvivere, arrivare a fine mese, c'è un tema di come curarsi, c'è un tema di come avere la garanzia dell'assistenza. Ma è un tema un pochino più generale, perché gli over 65, quindi quelli che vengono definiti anziani, attualmente superano il 22% nella nostra regione, ma l'Istat ci dice che c'è un progressivo e certo aumento della speranza di vita, quindi a breve raggiungeremo il 25%, il che significa che 1 su 4 dei nostri cittadini è anziano. E allora una società che è così composta deve porsi il problema di quali sono i bisogni di una fetta così rilevante della propria popolazione e che tipo di risposte dare. Perché essere anziani significa che cambiano anche la propria condizione di vita. Noi lo vediamo, non è solo un tema di salute, e poi ci arriverò magari su questo perché ha alcune cose, ma come si vive nelle case. La maggior parte delle nostre abitazioni sono state costruite nel boom edilizio, sono appartamenti grandi, sono appartamenti senza ascensore. Allora, una famiglia composta da anziani, col passare degli anni diventa sempre più complicato. Se tu hai problemi di mobilità diventi prigioniero a casa. Allora una società che parte da questa consapevolezza, per esempio, dovrebbe porsi il problema di incentivare le ristrutturazioni. Quindi do agevolazioni fiscali perché si facciano gli ascensori, perché si riadattino gli appartamenti. Siamo per fortuna in una società che si evolve dal punto di vista tecnologico, c'è la domotica che può intervenire ed aiutare molto le funzioni in un appartamento. Pensare che quell'appartamento è abitato da anziani dovrebbe portare a dire l'evoluzione tecnologica deve servire a cosa? A migliorare le condizioni di vita.
Quindi questa volta questo tema qui è la prima volta che lo affrontiamo, però effettivamente è estremamente importante. Infatti io lo prendo da questo punto di vista, perché a volte ci preoccupiamo giustamente del tema del reddito, che è un tema importante, ci preoccupiamo della salute, che è altrettanto importante, ma la vivibilità delle nostre città è un tema che dovrebbe diventare il tema politico. No, di una società che per fortuna, perché deve essere un elemento positivo, cioè noi siamo uno dei popoli più longevi in Europa, no? Sì, sì. Abbiamo la fortuna di avere una speranza di vita elevata, ma come cambiano le condizioni di vita? Noi non dobbiamo aver paura di invecchiare. No? Oggi come oggi ci troviamo in una situazione che da una parte siamo contenti perché ci dicono guarda che vivrai più a lungo, dall'altra abbiamo una preoccupazione perché non sappiamo in quali condizioni noi potremo vivere. Quindi il sindacato dei pensionati si occupa e si preoccupa di questo, quindi di quali politiche si possono mettere in campo, quindi le richieste che noi facciamo alle istituzioni a tutti i livelli per rendere vivibili, per migliorare le condizioni di vita. Questo è molto importante, questo aspetto forse dedicherebbe anche un capitolo di approfondimento che qui riguarda appunto, come diceva lei, agevolazioni, che magari agevolazioni di carattere anche fiscale o comunque incentivi di vario genere in settori specifici a cui finora non si è pensato, però effettivamente riguardano la ristrutturazione, anzi rendere l'immobile, la vita anche nelle città compatibile con un target che ha un'età un po' più in là rispetto ad altri, quindi può avere anche problemi di mobilità, insomma, in generale. C'è questo tema, appunto, il tema della mobilità, per esempio i trasporti. Se uno pensa, no, ai trasporti pubblici e pensa all'utenza, no? Quindi ci sono i giovani, ci sono le scuole, no? C'è il mondo del lavoro, c'è una parte di utenza che ha più di 65 anni. Se questa comincia a diventare una parte significativa, 1 su 4, dovrei appunto preoccuparmi, fare delle politiche per favorire una vita sociale. Perché il tema è questo, no? Come noi facciamo in modo che l'anziano non sia percepito come un residuo, come un costo, come un peso per la società, ma diventi un'opportunità. Noi pensiamo, insomma, rivendichiamo come anziani a parte che insomma, ci definiamo anziani, no? Vengono definiti appunto sopra i 65 anni, ma insomma averne, no? Le condizioni con cui arriviamo per fortuna insomma, sono di persone che sono ancora molto, molto attive. Ecco, noi vogliamo mantenere questa vitalità, pensiamo sia una risorsa preziosa per la collettività, un sapere, un'esperienza che vada messa a frutto in un patto intergenerazionale. Questo è l'altro aspetto che adesso vorrei sottolineare. Sì. Chiedo un attimo solo alla regia di rimettere in onda il messaggio, perché nel frattempo arrivano anche dei messaggi che così possiamo leggerli, giustamente i telespettatori rivendicano i loro messaggi. Oggi sento promettere di tutto, si sa che è la campagna elettorale, ma chi ascolto sono passati tutti al governo per cui non ho speranze, ma voi consigliate qualcuno? Aiuto. Allora, non è nostro compito, no, non è il nostro compito dare indicazioni elettorali, ci mancherebbe, non l'abbiamo mai fatto. Io credo che ognuno di noi come cittadino abbia anche una responsabilità, no? Perché quando si vota si esercita un diritto e un dovere, quindi quello di contribuire alla determinazione delle scelte politiche e sociali. Quindi un criterio a mio avviso è quello di stare nel merito, quindi valutare le proposte che vengono fatte rispetto alla credibilità e alla concretezza. Purtroppo siamo in una campagna elettorale caratterizzata da, io dico, scusatemi il termine, ma chi la spara più grossa. Quello che un po' notano le promesse si rincorrono. Ecco, non tutte sono uguali e non tutte sono neutre. Quando sento parlare, e questo mi permetto di dirlo, quando sento parlare di tassa piatta, no? La flat tax che viene prospettata da qualche forza politica, da candidati, ecco, io mi pongo il problema quali sono le conseguenze sul sociale. Allora, le tasse
a parte che dovrebbe essere pagate da tutti, ma questo è un altro tema e riguarda un dramma italiano dell'altissima evasione, no, fiscale e contributiva, certo, che non riusciamo ad affrontare adeguatamente, ma le tasse servono per fornire servizi pubblici universali. Meno entrate allo Stato significa meno servizi ai cittadini. Allora io dal mio punto di vista dico, io voglio una sanità pubblica, universale, accessibile a tutti. Voglio una... in tempi certi. In tempi certi, esatto. Voglio, se sono anziano e ho problemi di non autosufficienza, voglio una casa di riposo che abbia posto, perché sappiamo insomma che sono metà dei posti, no, dei bisogni, certo, che vengono coperti, che sia sostenibile economicamente. Oppure voglio avere le condizioni affinché l'anziano possa essere curato a casa sua, accudito a casa sua, e quindi un sistema di assistenza domiciliare che sia evoluto. Insomma, queste cose, voglio una scuola pubblica, queste cose hanno dei costi. Noi non possiamo pensare, no, che tutto questo non abbia delle conseguenze. Quindi a chi fa certe promesse verrebbe da chiedergli: ma tu come mi garantisci un sistema sociale, pubblico, universale? Perché altrimenti andiamo su una strada che non è quella che io penso insomma faccia bene al Paese, in cui chi può si permette, chi può si cura, chi può va dal medico privato, va dallo specialista privato, e tutti gli altri non si curano. Certo. Questo non, ecco, per quello sono partita dicendo c'è un problema di disuguaglianza crescente nel nostro Paese. Ecco, allora, negli altri Paesi europei, tornando un po' anche al ragionamento iniziale, l'attenzione sull'invecchiamento è al centro delle politiche del Paese. Quindi si fanno iniziative rivolte agli anziani. È dell'altro giorno la notizia della Gran Bretagna che ha istituito il Ministero per la Solitudine, partendo dal presupposto che ci sono più di 9 milioni di cittadini britannici, no, che vivono da soli, e una buona parte di questi sono anziani. Non è un problema solo della Gran Bretagna, è un problema anche del nostro Paese. Se noi pensiamo l'aumento dell'età, le famiglie che non fanno figli e se fanno figli ne fanno, certo, uno solo, perché abbiamo una media di 1,32 la media del nostro Paese, il Veneto non è distante da questo. In prospettiva i figli che sono precari, ma precari anche non solo dal punto di vista lavorativo ma anche logistico, per cui si spostano, e quindi la probabilità che ognuno di noi abbia i figli lontano da casa, no, da quando si è anziani, è sempre più elevata. Chi si prende cura? E poi appunto abbiamo gli anziani soli. Quindi è un tema che ha un impatto sociale, perché la solitudine, oltre a escluderti dalla collettività, dalla socialità, fa star male, aumenta la malattia, aumenta, no, ci sono tutta una serie di malattie, di studi legati a questi. Allora, un governo, cioè qualcuno che si propone di governare un paese, deve avere la consapevolezza della complessità. Quindi noi siamo deficitari da questo punto di vista come Paese Italia, perché verrebbe da dire non è un paese per vecchi, non è neanche un paese per giovani, perché non facciamo politiche per il lavoro per i giovani e non facciamo politiche di cura e di valorizzazione per gli anziani. E i giovani però non sono neanche contenti, anche loro, quindi certo, uno nell'altro. Esatto, no, per quello. Infatti, un altro messaggio che è arrivato, vediamo un attimo insieme così lo possiamo anche leggere. Allora, nelle città, ma pure in periferia, siamo pieni di case molte costruite tra anni 60 e 90, tutte prive di ascensore e servizi per gente debole. Invece di pensare a speculare occupando territori ancora verdi, dovrebbero pensare al cittadino sistemando immobili fatiscenti, visto che di immobili ne abbiamo anche troppi e molti sono sfitti. Un po' questo si rilascia a quello che stavo dicendo. Non posso che concordare insomma, con questa valutazione. Infatti uno dei ragionamenti che facciamo come sindacato, una delle proposte che portiamo avanti sia qui in Veneto che a livello nazionale, è proprio quello della rigenerazione urbana. Noi abbiamo costruito troppo in questi anni e troppo male, e abbiamo occupato territorio che invece dovrebbe essere valorizzato in maniera diversa, e
abbiamo abbandonato i centri. Quindi c'è una politica invece che dovrebbe essere fatta di rigenerazione dei nostri centri urbani, che necessitano però non solo di interventi sulle case, come dicevamo prima, ma anche di negozi di prossimità. Cioè, per vivere in un paese, in una città, devi avere anche, no, i servizi che ti consentono di abitarlo con, no, con tutto quello che è legato. E quindi anziché costruire centri commerciali in periferia, che poi, no, devono essere raggiunti, quindi bisogna avere l'automobile, bisogna, no, e una persona anziana ha anche questo tipo di problema, noi dovremmo avere il negozio di prossimità vicino a casa, dove c'è anche la relazione umana che fa parte, che fa qualità della vita. Assolutamente, questo è importante. Ecco, questo fa parte quindi anche delle vostre battaglie, del vostro, certo, diciamo, tra virgolette, core business, anche se il termine non è congruo. Ma di cosa stiamo parlando? I nostri politici sono stati impegnati mesi per approvare lo Ius Soli a fare una legge contro le fake news, quando sono loro i primi a dare fake news. Come avete speranze ancora che vi sia il salvatore della patria? Uno le cose le deve ottenere da sé. Un po' di sfiducia, però sentivo anche oggi un approfondimento che veniva fatto, che c'è grande sfiducia nella politica, tanto da parte degli anziani quanto da parte dei giovani. Abbiamo i due estremi. I giovani non ci credono, si stanno disinteressando completamente perché si sentono proprio abbandonati, dicono che le politiche vengono fatte per chi ha una certa età, e chi ha una certa età dice che in realtà la politica se li vuole giocare perché sa che sono affezionati, che vanno al voto, però poi di fatto promette ma non mantiene niente. Proprio una battuta su questo, commentando il messaggio, poi andiamo in pubblicità. È complicato perché sollecita molte riflessioni un messaggio di questo tipo. È vero, lo registriamo, no? È un dato oggettivo di uno scollamento tra la politica e il cittadino, con responsabilità da parte dei partiti, no? C'è stato un allentamento della relazione. I partiti gradatamente si sono allontanati dal territorio, questo noi lo avvertiamo perché noi come sindacato dei pensionati invece abbiamo caparbiamente cercato di mantenere i nostri presidi, di essere nei comuni, nelle nostre sedi, perché quello è il modo per essere in contatto con le persone, ascoltarle, capire i bisogni e cercare di dare le risposte. Più tu sei lontano, più questo legame si affievolisce e poi nascono incomprensioni. Io credo però che noi dovremmo restare saldamente ancorati a un'idea di democrazia partecipativa, e quindi il fai da te non porta da nessuna parte, da soli non si vince, è lo sforzo comune, l'unione che determina il cambiamento. Questa è la storia anche delle vittorie del sindacato di questi anni, cioè da sempre il mondo del lavoro, il mondo, no, dei pensionati hanno, no, unito le forze per... Certo. Un altro messaggio, poi andiamo in pubblicità. La più grande truffa fatta agli anziani, quella di non farli andare in pensione, con una pipa di tabacco dopo aver lavorato una vita. E chi in questo caso, il truffatore... Vabbè, questa avrebbe stata la riforma, vabbè, si parla anche sempre, anche in campagna elettorale, di rivedere questa benedetta riforma Fornero, però anche lì. Vabbè. Allora, ci dedichiamo un po' di tempo dopo la pubblicità. Dopo, va bene. E dopo parliamo anche di truffe. Allora, tra poco ci vediamo insieme, state con noi.